Dipendenti dell'azienda ospedaliera questa mattina in protesta di fronte alla prefettura chiedono uno stipendio non inferiore rispetto a quello dei colleghi del Veneto, degli altri ospedali del Veneto o d'Italia. Sentiamo Morena Trolese. Siamo realmente i peggio pagati d'Italia. Faccia vedere le buste paga. Queste sono 2 buste paga, uno di un lavoratore dell'azienda ospedaliera e uno di un lavoratore dell'ULSS 3. Hanno pari anzianità, ok? Sono tutti e 2 infermieri, sono tutti e 2 turnisti. Come si può vedere, la differenza è di 200 euro al mese in meno per un lavoratore dell'azienda ospedaliera di Padova. Una netta differenza in busta paga, fino ai 200 euro al mese in meno, per ricoprire lo stesso ruolo ma in province diverse del Veneto. Dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova, infermieri soprattutto in protesta, sostenuti dai sindacati uniti. Questa mattina, riuniti in piazza Antenore, hanno incontrato il prefetto che dice si farà loro portavoce col governo. Chiedono che il loro stipendio venga adeguato alla media regionale e nazionale, perché oggi prendono di meno e molti decidono di trasferirsi altrove. Quante persone riguarda questo blocco degli stipendi, possiamo tradurlo così? 6.200 persone, perché tutta la popolazione dell'azienda ospedaliera con l'acquisizione anche del Sant'Antonio. L'ospedale di Padova è hub di terzo livello, sapendo affrontare tutte le criticità, ha l'obbligo di accogliere sempre i pazienti 24 ore su 24, senza potersi rifiutare anche in assenza di posti letto disponibili. Ci sono mansioni poi particolarmente delicate, come quella di un infermiere della terapia intensiva neonatale. Il paradosso è che poi l'effetto immediato è che la gente magari si sposta proprio alla luce di ciò. Assolutamente sì, perché io nel mio reparto di patologia neonatale sto avendo proprio questo fenomeno, perché avendo a che fare con dei neonati o comunque con alte intensità di cura, la gente vuole essere comunque ricompensata sia dal punto di vista della sicurezza e anche dal punto di vista economico. L'incontro con il prefetto Renato Franceschelli è stato positivo. Avete trovato comunque disponibilità da parte del prefetto? Sì, molta disponibilità, anche perché era doveroso, ascoltare questa problematica. Condizioni di lavoro esasperanti, condizioni di lavoro proibitive, lavoratori che sono stressati, che sono in burnout, lavoratori che non ce la fanno più. Allora, lavorare di più, essere eccellenza e non prendere un stipendio adeguato per noi è vergognoso. La protesta non si ferma qui. Se non ci sarà presto l'adeguamento degli stipendi richiesto, è destinata anzi ad allargarsi con il recente passaggio dei dipendenti dell'ULSS 6 Eugania all'azienda ospedaliera.